bello che questa sera ognuno di noi si è fatto un regalo, nel senso che ha probabilmente provato ad ascoltarsi e nel suo ascolto ha deciso che questo momento poteva concederselo. Sì, sì. Pensavo di parlare anche senza microfono perché questa sala credo che abbia una bella acustica. Comunque, detto questo, tutti ci siamo fatti un bel regalo perché concederci la possibilità nell'arco, diciamo, della nostra quotidianità e soprattutto in prossimità di feste importanti come il Natale, per fare qualcosa che tutti i giorni magari non facciamo, è, come si suol dire, fare un passo avanti per quello che tutti auspichiamo debba avvenire, il cambiamento. E allora, lo stanno dicendo in molti, il cambiamento non può che partire da noi. Quello che il domani ci potrà riservare non potrà che essere frutto di ciò che noi veramente vogliamo per noi stessi. Quindi, insieme al mio benvenuto, naturalmente va anche il mio ringraziamento, perché il piacere di avervi qui, la vostra energia che si unisce alla mia, è sicuramente un momento molto bello. E l'augurio che vi faccio insieme a Natale è che questi momenti possano essere tanti nella nostra vita, per voi e anche per me, perché allora vorrà dire che siamo aperti ad accogliere i doni che amici, come gli amici che vi presento stasera, sono disposti a donarci, a darci. E quello che noi possiamo fare in cambio di ciò è giustamente saperli accogliere con gratitudine e mantenendoci aperti appunto a questo scambio che è meraviglioso. Non mi dilungo oltre. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi 4 amici stupendi e Antonio Perrone, che nella vita è coach, sport business life ed è anche specializzato in ipnosi spirituale, e Matteo Giorgioni, che compositore e musicista, abbraccia come prerogativa la possibilità di accordare i suoi strumenti a 432 Hz ed è accompagnato in ciò che deciderà di condividere dalla sua consorte Lisa Frassi, cantante, scrittrice, cantautrice, psicologa. E per finire Michael Germain Di Mattia, che ci presenterà evidentemente le sue esperienze in qualità di attore, regista, cantante, autore e sceneggiatore. Cosa più importante, di ringraziare chi questa serata ce l'ha evidentemente donata, che è Rosanna Trevisan. Grazie Rosanna, grazie.
credo che il dono più grande in assoluto che ci abbiano concesso è quello di poter vivere questa esperienza chiamata vita. L'aspetto più affascinante di tale dono è che chi ce lo ha concesso non lo conosciamo, non sappiamo chi sia ed è a noi totalmente sconosciuto e a volte forse è sconosciuto anche il motivo, o forse questa esperienza serve per comprendere il motivo per cui la stiamo vivendo. Dico questo perché sì, noi sappiamo che siamo stati creati dai nostri genitori, ma a loro volta loro sono stati creati dai loro genitori, che a loro volta sono stati creati da genitori, uomo e donna, donna e uomo. Se facciamo questo viaggio a ritroso, arriviamo in un punto in cui non abbiamo idea di chi siano quell'uomo e quella donna che hanno generato tutto l'albero genealogico che ha fatto sì che noi potessimo nascere. Allora i nostri antenati li conosciamo fino a un certo punto. Da quel punto in poi per noi sono realmente sconosciuti. Ed è facile pensare che andando a ritroso nel tempo tutte le linee arrivino poi ad un punto di origine comune. Ho aperto con Stargate e Piume e ora passerò al secondo brano, dal titolo La danza delle tre memorie, che vuole essere proprio un omaggio all'invisibile, allo sconosciuto. Quando siamo piccoli ci vengono dette frasi che echeggiano per tutta la nostra vita e che inducono per paure e timori dei limiti che possiamo portarci fino alla nostra morte e a volte sono pericolosi, come ad esempio non prendere caramelle dagli sconosciuti, quando in realtà dall'universo alla biologia, all'atomo, al DNA, all'origine dell'uomo, all'origine della vita, dell'uovo, della gallina, c'è un mistero che ci avvolge e c'è sempre una parte sconosciuta. E se non ci fosse la parte sconosciuta, probabilmente non esisterebbe in noi l'istinto della ricerca, del senso critico e della scoperta. Siamo stati tutti pionieri di un qualcosa nella nostra vita. E allora come facciamo a non essere grati? Svegliarci ogni mattina con un'enorme gratitudine nei confronti di tutto questo sconosciuto, a partire dai nostri antenati. A tutti voi e a tutti loro la danza delle tre memorie.
Non saremmo quelli che siamo se non avessimo incontrato le persone che abbiamo incontrato. Non saremmo quelli che siamo se non avessimo ascoltato dei consigli preziosi. Non saremmo quello che siamo se non avessimo letto tutti quei libri nella nostra vita. Siamo quello che siamo perché sempre in trasformazione, sempre in movimento, ma con l'augurio di rimanere sempre saldi al fuoco, alla luce, all'essenza iniziale. Sicuramente io sono quello che sono anche artisticamente, grazie a Lisa, un'anima che ho incontrato quasi 20 anni fa, la quale mi permette di vedere quello che da solo non riesco a vedere e mi riesce a proteggere da quello che da solo non riesco a cogliere. E quindi auguro a tutti voi di avere a fianco o aver avuto a fianco o avere e non rendersene conto anche entità invisibili, magari antenati, magari un genitore, che costantemente consiglia e ci protegge. C'è chi la definisce il Dio interiore, chi la definisce la voce interiore, chi la definisce istinto, però è bello sapere che probabilmente da soli si può andare più velocemente in un posto, ma insieme a qualcun altro, visibile o invisibile, presente fisicamente o no, possiamo permetterci veramente di andare più lontano. La sincerità è una delle cose più importanti, in primo luogo con noi stessi. E ahimè i libri non sono poi così tanto sinceri, non tutti, soprattutto quelli tradotti. Chi ci garantisce che le traduzioni sono fedeli? Se poi finiamo nei testi religiosi, ancora di più, perché sfido chiunque a conoscere le lingue originali, siano esse l'aramaico, latino. E allora ci si chiede sempre se le traduzioni siano state oneste e sincere. Ora insieme a Lisa eseguiremo il Padre Nostro in aramaico e invito tutti voi di andarne a riscoprirne il significato, perché vi posso assicurare che se siete disposti riscoprireste dei concetti molto diversi rispetto a quelli che istintivamente vengono a noi. Ci sono riferimenti a Ermete, così in alto, così in basso, si parla di debiti, ma non erano propriamente quelli economici. E poi la prima frase, forse la più potente: Padre nostro che sei ovunque. La traduzione è ovunque, non è nei cieli. Per andare a fondo bisogna essere disposti. Io purtroppo sono laureato in storia contemporanea e proprio capendo come l'Accademia di Bologna, l'Università di Bologna, ha tentato, tenta e probabilmente tenterà di standardizzare la mente degli studenti, mi sono reso conto che molto spesso quello che ci viene spacciato per totalità non è che una piccola parzialità, ma più che recriminare il sistema è bene rimboccarci le maniche, non delegare e ricercare. A tutti voi, Abun de Bajmaya. Abun
שסמך תותמר גודה נאווה צביאנה איקנה דבשמיה Grazie. E con grande gioia nel cuore introduco l'amico Antonio.
Buonasera e bentrovati. Dopo questa meravigliosa introduzione di Matteo che ci ha fatto vivere delle emozioni estremamente importanti, molto profonde, anche attraverso ciò che lui ci ha raccontato delle sue, in qualche modo, esperienze che hanno generato e che generano poi la sua musica. Come ormai ben sappiamo, tutto ciò che viviamo porta in un'unica direzione, cioè all'interno di noi stessi, a riconoscere ciò che realmente siamo, a riconoscere la bellezza di ciò che siamo, individualmente, perché proprio questa bellezza, questa sacralità di essere individui, persone, uno diverso dall'altro, nell'aspetto esteriore e nell'aspetto interiore, e ognuno di noi ha la propria storia. E per vivere la nostra storia abbiamo sacrificato molto. Lo sapete che abbiamo sacrificato molto? Abbiamo vissuto delle esperienze molto forti, molto importanti per essere ciò che oggi siamo. E quello che fa ridere molte volte è che noi non siamo affatto contenti di ciò che siamo. A volte ci vergogniamo di poter esprimere ciò che siamo, di poterci manifestare per ciò che siamo. La vita è proprio un dono che ci siamo creati noi, che qualcuno ci ha donato. Ognuno la interpreti e pensi ciò che senta più sua. Non è importante, non ci sono delle verità assolute. La verità è quella che è chiusa dentro ognuno di noi. Perché ognuno di noi conosce la propria storia del passato, ma soprattutto conosce anche bene quelli che sono i propri sogni. Semplicemente non vogliamo avere il coraggio di vivere questi sogni qua. Io adesso vi chiedo di fare un applauso per Rosanna, che ha organizzato questa serata il 23 dicembre. Non tanto perché lei è molto brava nell'organizzare le conferenze, ma farla il 23 dicembre ci va tanto, tanto, tanto coraggio. Siete d'accordo? Beh. E adesso ne fate uno più forte di applauso per voi stessi, perché avete avuto tanto coraggio a essere qua il 23 dicembre. Ma forte questo, eh? Quante volte al giorno applaudiamo ciò che siamo? Chi è che si applaude ogni tanto durante il giorno? Oh, bravissima, c'è qualcun altro? Facciamocelo ogni tanto qualche applauso. Non diamo per scontato, quando facciamo le cose fatte bene, quello che ci piace, che ci fa star bene, che sia scontato che dovevamo farlo in quel modo. Chi l'ha detto che è scontato, che dobbiamo in qualche modo fare le cose in una determinata maniera, che se l'abbiamo fatta in quel modo è fatta bene, diversamente non è fatta bene? Chi può avere l'arroganza, la presunzione di potersi mettere al di sopra di un altro essere umano, di un suo simile, per dire: guarda, stai facendo la cosa giusta, così è sbagliato? Questo è uno degli scalini più insormontabili con il quale lottiamo tutti i giorni, perché ci sentiamo osservati, ci sentiamo giudicati, perché ce lo portiamo dall'infanzia, dagli antenati, sono informazioni che nel tempo passano. Tutto quello che i nostri antenati hanno vissuto ci viene passato. Un antenato di 4 generazioni fa ha vissuto un impatto emotivo molto forte in una guerra, perché è stato quasi trucidato, quell'informazione è passata a noi. È chiaro che nel tempo e nel passaggio delle generazioni successive
diventa un eco sempre più morbido, diventa proprio un eco molto morbido, ma quell'energia rimane. E a volte noi non comprendiamo il perché facciamo fatica a vivere un'esperienza che sentiamo di voler vivere, ma in qualche modo ce la sabotiamo, preferiamo evitare quella strada, pur avendo tutte le caratteristiche di poter vivere quell'esperienza, perché è probabile che proprio un'esperienza che noi non necessariamente conosciamo, ma in qualche modo ci sabota. Preferiamo ascoltare quella voce che ci sabota e ci distoglie dal farci vivere ciò che siamo, piuttosto che trovare il coraggio, la forza, la determinazione di fare quel passo. Fare quel passo non lo stiamo facendo verso qualcun altro per dimostrare a qualcuno che siamo bravi, che possiamo far tutto, ma ce lo dobbiamo. È un regalo che dobbiamo fare a noi stessi, perché lo meritiamo. Meritiamo di vivere una vita super, super brillante. Le persone preferiscono i fallimenti al successo. Scusate se uso questo termine un po' che si usa nel mondo nel mondo dello sport, nel mondo del business, ma è per intenderci, perché ognuno di noi può dare il proprio significato a questo termine e non necessariamente deve essere un obiettivo di diventare plurimiliardario, anzi, è meglio non diventarlo. O meglio, perché io questa cosa la spiego molto bene, perché le persone mi dicono: Antonio, sì, ma io non ho sufficienti quote in banca per poter dire che sono una persona di successo. Pensate un po', gli organi che stanno dentro di noi, la nostra scintilla divina, come si sente? E io non ho valore per te? Ecco, puntualmente a questo non diamo valore a qualcosa che dobbiamo avere necessariamente 7, 8, 3, 4, 5 zeri sul conto. Ma io dico, ma tu tutti i giorni per vivere di quanto hai bisogno economicamente? Mica hai bisogno di 100.000 euro sul conto tutti i giorni. Quello non serve a darci valore, quello serve a un altro scopo. Serve a soddisfare uno dei nostri bisogni primordiali che abbiamo per poter vivere, che è il bisogno di sicurezza, cioè quello di sentirci al sicuro. Se ci sono quei soldi in banca, mi rilasso, posso star sicuro che non mi succede niente. Ma siamo proprio sicuri che è così? Lo sappiamo che in fondo non è così, che è una cazzata che ci raccontiamo, lo sappiamo perfettamente, ma è semplicemente perché sviamo proprio dal fare quel passo con coraggio e con determinazione nell'affermare, ma proprio la bellezza di ciò che siamo, la nostra individualità, che è quella la vera bellezza e la vera ricchezza. Voi pensate che quando non faremo parte più fisicamente di questo mondo, che lasceremo per fare poi altro, quei talenti, quella bellezza sarà persa per sempre. Noi utilizziamo un egocentrismo al contrario, che è peggio dell'ego. Che è chiaro che chi è egocentrista e i narcisisti non sono, come dire, esempi da seguire nella vita, ma non perché li vogliamo giudicare o perché ci vogliamo sentire, ma quel tipo di comportamento e di atteggiamento è un atteggiamento che è nato anche lì da una disfunzione che si è generata poi nel tempo. Perché? Perché sono bambini a cui non è mai stata data importanza, non sono mai stati riconosciuti. E nella vita, attraverso quel comportamento, cercano in qualche modo di mettersi in evidenza, di essere riconosciuti. È un veicolo che viene usato per mettersi in evidenza, per farsi in qualche modo vedere: esisto anch'io. Possiamo arrivare attraverso delle vie diverse, attraverso dei veicoli diversi, attraverso dei veicoli che ci fanno vivere ciò che siamo. Adesso siamo in un periodo che si ritorna un po' tutti i bambini, che è quello del Natale, ognuno poi lo vive secondo le proprie caratteristiche, la propria filosofia di vita, ma puntualmente si sente dire alle persone: è una festa per i bambini. E noi cosa siamo? Ci avete mai pensato a questo? Quanti di voi per Natale si regalano un dono? Un dono non vuol dire regalarsi un prezioso piuttosto che una vacanza, un dono che non abbia valore.
Vado dal fioraio e mi compro un fiore, ad esempio. Un gesto semplice. Quante volte lo si fa? Quanti di voi lo fanno ogni tanto? Non dico per Natale. 1, 2, 3. Bravi, fate un applauso a queste persone. E da domani iniziate a farlo anche voi. Domani mattina andate dal fioraio e vi regalate un fiore che vi rappresenti, ve lo fate confezionare per bene e dite alla fioraia che è per la persona più importante che esista nella vostra vita. Fate questo passaggio qua, questo semplice esercizio domani, vedrete cosa succede quando poi uscite dal negozio. Visto che siamo in un periodo molto bello, io sono molto amante delle candele, casa mia è tutto l'anno, ma nel periodo di Natale ce n'è molte di più, accendete quella candela e guardatela ogni tanto, fissate quella fiamma che in qualche modo prende la sua forma, prende la sua luce, prende lo spazio all'interno di casa vostra e instaurate un dialogo anche con quella fiamma. Vedete come la vostra scintilla divina si autolimiterà e vi farà vedere quelle parti di voi, a volte anche attraverso il pianto, che manco sapevate di avere. Vivere l'emozione attraverso le lacrime, manifestare quell'aspetto lì, è una grande riconoscenza verso noi stessi. Wow, sono arrivato fino qua, ne ho passate, ne ho vissute. Scrivete anche la vostra storia. Scrivetela, scrivete tutti i passaggi, tutte le sfide che avete affrontato, che avete vissuto e che nonostante tutto siete qua. Non pensate che sia una cosa banale raccontare il proprio vissuto, le proprie storie. Matteo prima diceva abbiamo letto molti libri, abbiamo vissuto delle esperienze che ci hanno fatto anche star male, anche soffrire. Chiaro, perché avevamo necessità in quel preciso momento vivere quell'esperienza di dolore, per conoscere quel dolore, le persone che ci hanno deluso. Bene, ringraziamole perché sono i nostri migliori maestri, perché intanto ci hanno fatto vedere ciò che nella vita non bisogna fare. Tanto per iniziare. Per cosa mi ha fatto star male, credo che non sia una cosa buona o un comportamento da attuare nella vita. Quindi io me la metto via ed è un grande insegnamento, è un grande privilegio perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle e quando noi viviamo un'esperienza impattante sulla nostra vita, nel momento in cui la portiamo nel mondo e la manifestiamo, riusciamo a essere dei veri ispiratori per gli altri, perché ce l'abbiamo radicata, cioè la conosciamo bene, non abbiamo neanche bisogno di parlare. Quante volte vi è capitato di uscire con un amico così, senza dire niente, stavate bene? Avete bevuto un caffè, avete fatto una cena insieme, non avete detto di chissà che cosa, però siete stati bene, perché energeticamente quella persona vi ha dato tanto. Quello che sta succedendo in questo momento, in questa sala, tra voi e me, voi non avete idea di quanta comunicazione sta fluendo da qua in là, ma soprattutto da là in qua, perché voi siete molto di più che io sono da solo, ma voi siete molto di più. E tutti i vostri sguardi, il vostro movimento del corpo, mi sta dicendo qualcosa e mi darà qualcosa. Io quando torno alla fine delle conferenze, torno a casa sempre più ricco, perché delle persone imparo tantissimo, costantemente. Sono quello che impara di più, ma non lo dico così per fare, perché è così. E chi ha piacere di condividere qualche volta, fatelo. Condividete una vostra storia, venite qua, la raccontate al pubblico, alle persone che hanno scelto di condividere con voi la serata. Vedrete quando uscirete poi da quella sala come vi sentirete più ricchi. Perché avete imparato molto. Perché apparentemente sembra che non succeda niente, che le persone vengono lì ad ascoltarti, ma non è così. Voi venite qua perché avete da darmi, avete da darci, se no mica stavate qua. Che condivisione è? Chi sono io per spiegarvi, per dirvi o per raccontarvi quello che da domani dovete fare o come vi dovete... No, non è così che funziona il mondo, non più. Ormai è una cooperazione, una condivisione comune. E questo può avvenire efficacemente solo se ognuno di noi inizia, attraverso il proprio coraggio, attraverso la propria affermazione, la riconoscenza di ciò che è,
a portare il proprio contributo, semplicemente raccontando, ad esempio, la propria storia, il proprio vissuto. Le storie sono gli insegnamenti più importanti che tra gli esseri umani possiamo condividere. È la risorsa più importante, è il contributo più importante, perché mi fanno vedere la storia di Diego, una persona comune che è riuscito a vivere un suo sogno attraverso uno spirito di sacrificio che ha manifestato. Per inciso, sacrificio non è un termine brutto così come ci è stato propinato. Sacrificio vuol dire rendere sacro quel momento. E se io sono capace di rendere sacro quel momento è semplicemente perché all'interno di me c'è una parte sacra. Diversamente non potrei rendere una parte sacra. Chi ha inventato, chi ha costruito questo microfono lo ha fatto perché era dentro di lui. Gli smartphone, i computer che oggi usiamo, se l'ingegnere che li ha creati attraverso il suo ingegno, attraverso la sua operosità, non ha fatto altro che prenderli da dentro di sé e manifestarli fuori. Perché lui sì e noi no? Perché qualcuno ci ha fatto credere che questo non era possibile. E ancora oggi succede. Lo dico sempre, quando noi parliamo con le persone che sono un po' avanti con gli anni, quasi nell'ultima parte della vita, a un certo punto le persone, quelle molto anziane, che sono molto... Se parlate con loro e gli chiedete se tornassi indietro, cosa faresti e cosa non faresti, vi dicono tutto ciò che non farebbero più. Ma allo stesso tempo vi scoraggiano nel fare ciò che volete. Perché da un lato c'è la consapevolezza di aver vissuto una vita e di averla sprecata in qualche modo, perché hanno dato più spazio a ciò che gli altri potevano pensare, più spazio a ciò che gli altri volevano che loro facessero, piuttosto che i loro desideri, ma in qualche c'è quella rabbia che a volte, anziché diventare saggezza, diventa proprio cattiveria, da dire io non ce l'ho fatta, non vedo perché ce la devi fare anche tu. Ogni tanto questa cosa succede. Perché? Perché è normale che può succedere. Perché le persone, ricordatevi sempre, scrivetevela questa cosa qua, non sono mai, mai i loro comportamenti. Mai. Non esiste una persona delinquente, non esiste una persona cattiva. La persona è diventata cattiva, è diventata delinquente perché ha la sua storia che l'ha portato o l'ha portata a comportarsi in quel modo. Ma il comportamento non è la persona stessa. Sono due cose ben diverse. E questa cosa ce la dobbiamo avere ben in testa. Dobbiamo averla ben chiara, perché è solo così che possiamo evitare tutta una serie di conflitti nelle nostre relazioni. Per relazioni non intendo solo uomo-donna, intendo relazione professionale, relazione di amicizia, relazione con la mamma, col papà, con i fratelli, con le sorelle, con tutti. Se noi entriamo nella dimensione dove sappiamo che ognuno di noi ha la propria storia, ognuno di noi ha il proprio passato, ognuno di noi ha il proprio vissuto, impariamo ad accogliere la storia di tutte le persone e a capire che quando il fidanzato o la fidanzata ci urla per qualche motivo è una richiesta di aiuto. Questa sempre. Quando le persone vi urlano per qualcosa, fermatevi. In quel momento hanno bisogno del vostro aiuto. Sempre, sì, sempre. È come il bambino quando ha bisogno di qualcosa cosa fa? Cosa fa il bambino? Piange, perché non ha altri strumenti per dirvi cosa ha bisogno. L'adulto che strilla è quel bambino che non sa come chiedere quella determinata cosa a un suo pari. Quindi fermatevi e dire ok, bene, aiutami a capire come posso aiutarti, aiutami a comprendere cosa si è attivato dentro di te in base a questo mio comportamento. Mettiamoci noi in una posizione di aiuto. Cioè quando incontriamo i bambini o gli anziani, cosa facciamo? La prima cosa che facciamo qual è?
noi adulti. Vediamo il bambino, ci abbassiamo. Con l'anziano ci abbassiamo perché magari non sente, perché magari è seduto sulla sua sedia. Perché tra di noi questa cosa non la facciamo? Anzi, ci alziamo ancora di più, perché io so e io ti spiego la vita. Facciamo un passo indietro, torniamo a essere bambini e a comprendere quell'urlo di aiuto, di cosa necessita, di cosa ha bisogno, cosa possiamo fare per te. Qui si eleva il nostro spirito, si eleva la nostra anima e proprio spalanchiamo la finestra del vivere, di poter vivere ciò che siamo, cioè proprio ci apriamo al mondo. Ma prima dobbiamo aprirci a noi stessi e comprendere che questo passaggio possiamo farlo da soli. Poi è chiaro, ci sono delle cose dove abbiamo bisogno, come dire, di essere un po' accompagnati, ma un po' accompagnati non vuol dire eternamente accompagnati, un po' accompagnati. Poi bisogna rimboccarsi le maniche e iniziare a fare i passi da soli, a provare quell'esperienza. Domani mi regalo il fiore, dopodomani mi regalo una candela, dopodomani invito mia sorella, che è tanto tempo che non la vedo, abbiamo avuto uno screzio, ma guarda, gli chiedo se ha piacere di condividere un caffè al bar con me, o magari una cena. Magari è 30 anni che non la sentite, non importa, fate sto passaggio, fatelo voi. E riprendete in quell'occasione la questione che magari è rimasta irrisolta e dire, beh, aiutami a capire. Tu quella situazione oggi come la vedi? Quell'esperienza che hai vissuto con me, come la vedi, come la percepisci? Cosa hai imparato da quell'esperienza? Perché sai, per me è stata importante per questa ragione qua. Ho capito questo aspetto. Queste sono le esperienze che ci fanno maturare, ci fanno crescere. Molto di più di andare a fare giornate di corsi di formazione in aula, che sono sì importanti, ma se non facciamo un'azione concreta in un'esperienza che ci sta a cuore, non diamo spazio a ciò che siamo di manifestarsi, lo reprimiamo. Perché vedete, quando viviamo un'esperienza di un certo tipo, succede un meccanismo. Io adesso vedo Diego lì seduto, lui mi guarda in un certo modo, in base a come lui mi guarda, io attivo dei filtri rappresentativi di quell'esperienza che sto vivendo. In base a questo interpreto la scena e poi genero un'azione. Quell'azione che genero in quella determinata esperienza genererà un mio comportamento. Quel mio comportamento genererà il risultato di quell'esperienza. Quando attiviamo e diamo, prima ancora, quando rappresentiamo un'esperienza, fermiamoci un attimo e dico, va bene, Diego mi sta guardando in questo modo, secondo me ce l'ha con me. Diego ce l'ha con me perché magari ho pizzicato una sua corda viva. Magari che quello sguardo mi sta facendo vedere qualcosa che a me dà fastidio. Ho dato 3 interpretazioni. Non ne ho dato solo una. Fra le 3 che ho dato, qual è quella che mi fa stare meglio? E prendo quella e la porto nella mia vita, sapendo che le persone non sono mai i loro comportamenti. Dico, ok, Diego probabilmente mi vuole far vedere qualcosa che in questo momento io non riesco a vedere, la porto nella mia vita in questo modo, la prendo come un dono e allora genererò un altro comportamento, perché mi aprirò con un sorriso verso Diego, mi sta aiutando a vedere qualcosa di me. Wow, è importante. Applicate più visioni di quell'esperienza, non fermatevi solo al primo impatto che riceviamo. Perché il primo impatto sicuramente è quello che a volte di getto ci fa andare in una direzione. Ma non è detto che sia sempre quello giusto, perché se quello è frutto
tecnicamente viene definito un ancoraggio emotivo che noi abbiamo immagazzinato dalla nostra storia, lo portiamo anche in quella relazione. Tutte le volte cataloghiamo tutte le esperienze in un unico modo. E poi cosa arriviamo a dire? Che Diego mi guarda così, lei mi guarda così, lei mi guarda così. Le persone sono tutte così. L'avete sentita sta frase? Le persone sono tutte, lo possiamo dire? No, ci sono i bambini. Le persone sono tutte così, ok? Bene, oppure le persone sono tutte brave persone. Le persone sono buone e le persone sono cattive. Ad esempio, qui in sala, chi è che pensa che le persone siano tutte cattive? Alzate la mano. Chi pensa che siano tutte buone? Vedete, nessuno di voi si espone. Ma sapete perché? Perché nella vostra testa pensate che le persone siano un po' e un po'. Questa è la risposta che vi date di testa, però. Ma dentro ognuno di voi tende sempre a stare più da una parte o più dall'altra. E questo si verifica solo ed esclusivamente in ciò che noi crediamo delle persone. Se io penso che le persone siano tutte cattive, cosa succede? Che vado da lui e con me si comporta bene, vado da lei si comporta bene, vado da Diego si comporta bene, vado da lei si comporta bene, arrivo da lei che poi mi fa lo sgarro e dico: lo vedi che come credo che le persone sono tutte cattive? Ho cancellato l'esperienza positiva di 4 persone e ho preso per buono quella che io credevo e rappresento che il mondo sia tutto cattivo. Ricordatevi che ciò che credete è vero oppure diventa vero, nella misura in cui ognuno di noi dà forza. Stesso discorso al contrario. Se vado da lei che mi frega, poi vado da lui che ripaga la mia fiducia nel pensare che le persone siano tutte buone, tendo a cancellare quelle che mi hanno fregato e dire: beh, lo vedi che prima o poi le brave persone si incontrano. Ma anche in questo caso è una credenza molto forte, radicata nel mio interno. Tendo a cancellare tutto ciò che è di cattivo è successo, ma prendo per buono perché ha ripagato la mia fiducia, ha ripagato ciò che io credevo. È chiaro il concetto di come funzionano questi aspetti qua. Ecco perché dobbiamo essere sempre, applicare, io li chiamo filtri rappresentazionali, ognuno li chiamasse come preferisce, però applicare più scene, più interpretazioni a quell'esperienza, perché applicando più interpretazione a quell'esperienza prendiamo sempre quella che ci fa meno dolore, perché puntualmente quella è quella giusta, sempre. Perché se io ho un caro amico o una cara amica con cui mi sento, non succede niente, e un giorno mi chiama e mi spedisce a quel paese, qualcosa è successo. Posso essere stato io la causa di innesco di una lite, o potrebbe essere che con me si permette di lasciarsi andare. Capite come cambia? Ma guarda un po' questa, cioè, condividiamo tutto e mi manda a quel paese. Cioè, ma proprio con me lo fa. Facciamo così. Ma se invece comprendiamo che quella persona con me si è lasciata andare, cambia totalmente. Cambia totalmente la visione del mondo e della relazione con quella persona. Ma non perché mi ha usato, perché a quel punto mi do importanza, dico, beh, si fida così talmente tanto che si è lasciata andare che mi ha anche spedito a quel paese con rabbia. Guarda un po'. E puntualmente è così. È solo che noi diamo dei significati diversi. Ma se anche in quel caso abbiamo la determinazione, il coraggio di dire: ok, Diego, stasera sei qua davanti, ma non per chissà qua, è solo che so il tuo nome. E quindi ti prendo di... Ma solo che se chiamo Diego, gli scarico addosso il mio sacco della spazzatura e lui comprende che lo faccio perché mi fido e mi sto, come dire, in un contesto di un'amicizia solida e sana, ci si può, perché ogni tanto c'è bisogno anche di scornarsi, come dico sempre, per far crescere quella relazione sana, c'è bisogno anche di conflitti che durano breve, di incomprensione.
perché è lì che comprendi l'affidabilità dell'altra persona che ti riporta nella propria vita e che non perde la stima di te, perché comprende che quel comportamento è stato circoscritto a quel preciso episodio. Ecco perché dobbiamo sempre applicare più visioni della nostra vita e del nostro vissuto a queste esperienze. Più ne applichiamo, meglio è. Le prime volte lo possiamo anche scrivere, non c'è da vergognarsi. Tanto oggi abbiamo gli smartphone, c'è il block notice, quello digitale, scriviamo là. Ho vissuto questa esperienza, ho dato questo significato. Potrebbe essere questo, potrebbe essere questo e potrebbe essere quest'altro. Tra questi, quale è quello che mi fa stare meno male? E prendo quello per buono e cancello tutti gli altri. Vedrete come nel giro di poco l'approccio comunicativo che noi abbiamo nei confronti del mondo cambia. Ma sapete perché? Perché è cambiata la comunicazione con noi stessi. Perché prima di tutto dobbiamo cambiare la comunicazione con noi stessi. Come ci parliamo? Quali parole usiamo quando dobbiamo interpretare ciò che noi viviamo? E soprattutto con quale energia ci scagliamo contro di noi quando qualcosa non viene esattamente come vorremmo. E puntualmente poi alla fine diciamo sì, vabbè, ma tanto è la vita che è ingiusta, che è così. La vita non è mai ingiusta. La definiamo ingiusta semplicemente perché non fa ciò che noi vorremmo lei facesse. Ma la vita, la natura hanno le loro regole e non sbagliano mai. E che siamo noi che vogliamo metterci un pochino più al di sopra della vita e lamentarci. La lamentela non è più produttiva, perché poi al fondo di tutto questo discorso che abbiamo fatto, sapete cosa succede? Che interviene proprio il nostro sistema, interviene il nostro DNA. E allora dice adesso però, caro Antonio, tu ti fermi. E mi ferma proprio fisicamente. E mi dice adesso rallenti e inizi a capire che ti devi prendere cura di te e del tuo corpo. Perché se non ti prendi cura di te e del tuo corpo, non va bene sta cosa qua. Come puoi vivere? Potete respirare, si può, Vedo tutto un silenzio, sempre come dire, un certo timore perché non so cosa la gente quando è in apnea, cosa sta frullando per la testa. Se avete delle domande che sarebbe molto molto interessante, oppure delle condivisioni sarebbe ancora meglio. Bene, come immaginavo domande non ce ne sono. Quali domande avete? Nessuna domanda. Va bene, siamo a Natale, stasera promuoviamo tutti, nessun problema. Quindi dobbiamo dare spazio a far vivere la magia che è dentro ognuno di noi. Dobbiamo proprio creare un atto magico verso noi stessi. Ci mettiamo davanti allo specchio e ce lo creiamo, qualsiasi esso sia. Sicuramente quello giusto per noi in quel preciso momento della nostra vita. E lo facciamo con determinazione, compiendo un'azione, facendo un passo verso noi stessi. Perché quando facciamo il passo verso noi stessi, lo facciamo verso la vita, verso il mondo intero. In qualsiasi modo, nel modo che in quel momento sentiamo di fare. Non ci sono dei passi giusti, dei passi corti, dei passi lunghi. Dobbiamo fare quello che sentiamo di fare in quel momento, ma facciamolo. Compiamo profondamente un'azione chiara e decisa, con coraggio, perché la vita supporta i coraggi, supporta i coraggiosi. La vita non ama tanto i tiepidini, come li chiamo io, che sì, un po' no, faccio un pochino di qua, un pochino di là. No, o lo fai o non lo fai. È finito quel tempo in cui si doveva stare nel fallimento della vita, perché stando nel fallimento è successo a tutti, quindi non mi espongo per non sapere. Adesso è il tempo di esporsi e di vivere assolutamente l'esposizione, ciò che siamo, manifestandoci
C'è una domanda laggiù, io adesso arrivo. Ciao Antonio, ciao a tutti. Allora, ieri ho rivisto un'amica e la sensazione di averla rivista dopo 2 anni e aver vissuto una giornata bellissima in amicizia. E mi raccontava il suo problema. Lei è separata, hanno un bimbo e mi raccontava la sua esperienza a scuola del bambino che ha delle difficoltà perché il papà sostanzialmente va contro il bimbo, la mamma ha la necessità di fare la figura anche da padre e una maestra che sostanzialmente accusa il bambino di essere molto vivace e quindi al consiglio il papà che andava contro il bimbo perché doveva fare le cose che faceva la maestra e la mamma invece che cercava di capire quanto la maestra cercasse di saper fare il suo mestiere, perché è molto facile avere dei bambini accondiscendenti, ma quando hai un bambino che vive una situazione familiare un po' particolare, mi chiedo quante maestre fanno per passione il loro lavoro, perché è molto facile gestire dei bambini tranquilli, ma il compito più difficile è saper dare delle indicazioni, delle direzioni dai bambini che vivono una situazione difficile. Grazie Giorgio. È chiaro tutto quello che è stata la domanda di Giorgio. Allora, quella sui bambini di genitori che hanno scelto delle strade diverse è molto presente. È molto presente che la mamma spinga il bambino da una parte e che il genitore lo spinga dall'altro. Giorgio si è fermato sulle maestre. Teniamo conto di una cosa molto importante. Le maestre, la mamma, il papà fanno quello che possono con quello che hanno. Partiamo da questo presupposto qua, perché questo ci tira fuori dal giudicare chi sta facendo una cosa buona, chi la sta facendo in un modo, chi la sta facendo in un altro. Per il bambino è una situazione disagevole? Assolutamente sì. Qua scendiamo nel tema delle relazioni tra uomo e donna. Un uomo e una donna, o una relazione tra un uomo e un uomo, tra 2 donne, parlo di relazione di amicizia in questo caso, in entrambi i casi, o professionale, immaginate 2 isole che non sono collegate da nulla. 2 isole, affinché possano scambiarsi delle informazioni, hanno bisogno di costruire un ponte che le unisca. Quel ponte si chiama comunicazione. La comunicazione permette a entrambe le isole di iniziare a mettere del terreno solido sotto ognuna di esse. Su quel terreno solido, successivamente l'amore mette le proprie radici, che può essere di amicizia, può essere di coppia, di qualsiasi tipo. Se quel lavoro non viene fatto, è chiaro che quelle 2 isole prima o poi si scompattano, e questo non viene fatto, perché soprattutto nelle relazioni tra uomo e donna la gente è convinta ed è straconvinta che l'amore e i sentimenti siano la chiave di tutto. No, non ci siamo. L'amore non conta nulla in una relazione, o pochissimo. I sentimenti contano pochissimo. Le cose che contano sono quando andate in bagno, cari maschietti, e non abbassate la tavoletta. Lì sapete che le prendete, sappiatelo. Oppure iniziate col il tubetto del dentifricio a schiacciarlo da metà anziché dal fondo. Iniziamo a notare queste cose nell'altro. I difetti, iniziamo a notare ciò che ci dà fastidio e cancelliamo, come le persone buone o cattive, tutto ciò che di buono quella persona sta facendo. Poi quella frustrazione la scarichiamo sul bambino.
Il papà è cattivo, la mamma è più cattiva. La maestra vuole avere il... La maestra fa quello che può con gli strumenti che ha. Se a me è stato insegnato di comportarmi in un determinato modo, io mi comporterò in un determinato modo. Ecco perché è importante e fondamentale fermarsi e dire: in questa situazione chi è che sta vincendo? Ma è una metafora che uso, sia ben chiaro che qua nessuno deve vincere, nessuno deve perdere, bisogna che si vinca tutti insieme. Sapete la storia dell'asino e della tigre? La conoscete? Ve la racconto brevemente. C'è l'asino che dice, stavano una diatriba con la tigre perché l'asino sosteneva che l'erba era blu e la tigre sosteneva che era verde. E sono andati avanti un bel po', al che l'asino ha detto: no, adesso andiamo dal re della foresta e vedrai che l'erba dirà che è blu. Vanno lì, la tigre tutta e il leone. La tigre è sicura che il leone gli diceva che l'erba era verde e l'asino sicuro che era blu. E allora disturbano il re intanto che sta dormendo, e uno dice: ma è vero che l'erba è blu? Glielo spieghi lei all'asino. E l'asino dice: no, ma l'erba è blu. Il re dice: guarda, l'erba è blu e tu, gli dice alla tigre, sarai punita per 5 anni con il silenzio assoluto. Allora la tigre è rimasta sconvolta, l'asino festeggiava, se n'è andato, lei dice: ma come? Io non ti ho punito perché l'erba è blu, lo sappiamo tutti che l'erba è verde, ma ti ho punito perché hai discusso con un asino. È chiaro? Quindi anche il Cristo disse, quando è arrivato a un punto, è lecito scuotersi la polvere dai sandali e telare, togliersi, perché quello che è successo a Giorgio su questa storia si è fatto tirare su una situazione che né lui né io possiamo gestire, perché è una cosa che si gestiranno la mamma e il papà, perché quel bambino ha scelto quell'esperienza affinché possa apprendere delle cose che gli serviranno poi in futuro. Quindi, anziché attivare la sirena della Croce Rossina ogni tanto come ci capita, perché è naturale, perché siamo spinti dall'aiutare, ricordiamoci che le persone fanno quello che possono con gli strumenti che hanno, sempre. Quello che possiamo fare però, veramente far brillare finalmente quella scintilla divina che è dentro ognuno di noi. Questo lo facciamo a qualsiasi costo. Io adesso però mi tolgo, perché ho già parlato troppo, perché ho piacere di lasciare spazio all'armonia e alla magia di cui abbiamo tutti bisogno, che è la musica di Matteo. Quindi, vedi, si rimette la sua giacca e adesso torna in scena. Quindi Matteo, io vi ringrazio.
brano che sto per suonare si intitola Into the Wave. Into the Wave è un titolo che letteralmente significa dentro l'onda. Può essere l'onda sonora, può essere una vibrazione, può essere l'onda inteso come movimento o l'onda come un insieme di persone che hanno dei punti in comune, di coscienza, sociali, umani e percettivi. Le onde possono essere un'emozione unica se cavalcate, surfate, in simbiosi, perché bisogna saperle riconoscere. Non c'è un'onda uguale all'altra, non c'è una persona uguale all'altra e non c'è un'esecuzione uguale all'altra. Pur suonando le stesse composizioni, in situazioni diverse, in concerti diversi, io sento che non esiste mai un'esecuzione uguale all'altra, perché voi non siete solo degli spettatori o degli ascoltatori, voi siete parte delle musiche che escono. Voi entrate nelle musiche e le costruite. Ho la fortuna di poter chiudere gli occhi mentre suono e questo mi permette di vedere veramente e di sentirvi. Chiudendo gli occhi avviene una sorta di fusione col tutto. Mi trasformo nella musica che suono, la musica si trasforma in me, la musica si trasforma in voi e voi vi trasformate in musica. Così come Way of Butterfly che ho suonato adesso. Siamo sempre in trasformazione. Sta a noi scegliere di passare da uno stato lineare, terrestre, strisciante, da verme, da bruco. Nel momento in cui noi rinunciamo a qualcosa, ci allontaniamo dal senso di possesso e di appartenenza, scegliamo di avvolgerci, perdere fisicità, perdere spazio, perdere tempo, e allora lì, quando siamo disposti a morire, possiamo rinascere come una farfalla e vedere le cose dall'alto, vederle diversamente. Non esiste una versione unica, non esiste una verità, non esiste una libertà. Esistono uomini liberi, donne che sono riuscite a liberarsi da catene e torniamo sempre lì alla scelta. Un'onda può essere pericolosa perché può travolgere e quindi anche cadere in estremismi o fanatismi è sempre pericoloso. Stare nel mezzo, nell'equilibrio, è la cosa più difficile. Se un surfista non stesse nel mezzo dell'onda, non quando non è ancora formata, ma neanche quando si è già rotta, sempre nel momento nascente, è un messaggio importante, stare nel presente, sul nostro battito. Into the Wave è dedicato a tutti questi, a voi e alle onde di cui fate parte, queste note.
Da piccolo mi sono sempre chiesto cosa si celasse dietro a un miracolo. I primi miracoli me ne hanno parlato probabilmente in quelle domeniche, ero veramente piccolo, a catechismo, dove mi parlavano dei miracoli di questo uomo chiamato Cristo. Alcuni sostengono essere il figlio di Dio, altri no. Su questa diatriba sono accadute tantissime guerre nel mondo, tuttora ce ne sono ancora. E allora mi limitavo a cercare di comprendere l'essenza di un miracolo. Che cosa fosse un miracolo? È sempre affascinato perché poi anche la Marvel, Hollywood, con i supereroi, anche quelli agli occhi dei bambini sono sempre miracoli. E parlando con Daniele, il nostro ultimo figlio in termini cronologici, spesso lui mi dice: ma tu che poteri hai? O incontro una persona e dice: ma tu che poteri hai? Ed è interessante perché ognuno di noi ha dei poteri speciali, è che non ce lo raccontano. E ognuno di noi può compiere dei miracoli. Abbiamo suonato ieri l'altro in un luogo, Bologna, dove c'è stato per tantissimo tempo un istituto religioso dedicato a San Rocco. E San Rocco era un taumaturgo, cioè uno che riusciva a guarire imponendo le mani. E per questo, ovviamente, dalla scienza dell'epoca, condannato, recluso. E quindi anche lui era uno dei tanti di cui si è narrato in grado di compiere miracoli. Ma che cos'è un miracolo? Probabilmente è anche qualcosa di molto più semplice di quello che abbiamo letto o pensiamo. Non è per forza guarire un malato, far camminare uno che non cammina. Un miracolo è anche riconoscere la bellezza. E più si va avanti, e più è una dote veramente rara. E allora se consideriamo un miracolo un qualcosa di straordinario, cioè un qualcosa che non è ordinario, ecco che si ridimensiona tutto ed è facile comprendere e ammettersi che realmente noi ogni giorno possiamo compiere dei miracoli nei confronti di una persona. E poi ci sono le cose rivoluzionarie, a volte la rivoluzione e il miracolo coincidono. Ad esempio quando ricevo una telefonata, la considero quasi un miracolo, perché va fuori dall'ordinario, tutti messaggini, vocali. Oramai è andato in disuso telefonare. Quando ricevo una chiamata semplicemente perché volevano salutarmi o chiedermi come stavo o metterci d'accordo su un qualcosa, è interessante perché tutto cambia. Essere attratti dalla bellezza è un qualcosa di miracoloso per me. Vedere persone che ancora riescono a comprendere l'importanza della musica vera, non quella che gira nelle radio più o meno negli ultimi 3 anni, musica cantautorale. Io qui vedo tra di voi una certa età e quindi sicuramente tutti avete vissuto il prima e il dopo. E anche lì in quel mondo c'è una trasformazione pazzesca, perché c'è una musica che intrattiene e che scade a breve scadenza. Sono dei prodottini di 1 mese, 2 mesi, vendono neanche, o portano su e scadono. E c'è una musica immortale. Oltre ai classici, sono delle musiche cantautorali con dei testi di una potenza, di una connessione anche in Italia, Battiato, ma anche all'estero ce ne sono altrettante. E allora dobbiamo sempre mirare a nutrirci da una relazione, da un cibo, da un luogo e anche da una musica e riuscire a riconoscere quelle che sono autoconservative, che non scadono mai, come le miele. E allora, visto che anche questa sera siamo tutti co-partecipi
a tanti piccoli miracoli, e come ha detto Antonio, che vi ha invitato a farli già da domani, comprandovi un fiore o una candela, accendendola per voi. Consideriamo che anche questa sera può essere una sera di miracoli. È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una strera strana e profonda che lo dice anche la radio. Tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che ci confonde, e mi sembra di sentire una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze e i giardini, la gente nei bar, galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. È bello farsi trasportare e lasciare il controllo, al punto tale che rispetto a quello che volevo suonare è decaduto tutto, e quindi suonerò un brano a cui mi hai condotto tu, con tutto ciò che hai detto e soprattutto con la tua conclusione. Questo brano è contenuto nell'ultimo disco, Stargate, e il titolo di questo brano è Acqua Mare. Acqua, amare, mare. Noi siamo fatti di acqua. E tornando sempre al Matteo piccolino, mi ricordo il sadismo, non so se è questo il sostantivo,
di mio cugino. Tutte le volte che mi vedeva voleva mettermi o a disagio o farmi dei trabocchetti, lo chiamano bullismo credo adesso, quindi era un bullismo familiare. E questo suo aspetto sadico una volta si materializzò nel presentarmi un mappamondo e ammaliandomi, mostrandomelo, girandolo, mi disse: ma Matteo, ovviamente in presenza di altre persone per umiliare, ma Matteo, ma secondo te nel nostro pianeta c'è più terra o più acqua? C'è più terra o più acqua? E ci sono cascato, ho detto: terra. Ma no, guarda come fai, c'è tutto azzurro. E questa cosa mi ha colpito, perché poi riflettendo ai nostri vissuti, qui mi collego a Antonio, spesso ce li portiamo avanti, l'umiliazione, la capacità di manipolarci dall'esterno, e poi li rapportiamo a noi cinquantenni, sessantenni, quarantenni. E se non ci accorgiamo di queste robe qua, il mappamondo del cugino sadico, ce lo portiamo in tomba. E bisogna liberarsi di queste cose. E allo stesso tempo quindi torniamo sempre alla scelta fondamentale, perché il mare ha una contemporaneità incredibile, è un elemento che nello stesso momento separa le isole dei ponti e unisce, perché il mare è sia punto di unione che punto di separazione. E allora, ma è sempre il mare, e sta a noi scegliere, sempre. A tutti voi, Acquamare.
bene. Fa che tutti gli esseri del mondo siano felici. Questo è un mantra. Il mantra è, insieme alla musica a 432 Hz, il mantra vibra. È una specie di preghiera, ma non proprio, con delle parole che hanno un certo ritmo e vibrano e liberano la mente, diciamo così. Loka samasta sukhino bhavantu. Fa che ogni cosa che io dico, che io faccio, che penso, contribuisca alla felicità del mondo. Se tutti noi riuscissimo a contribuire alla felicità del mondo, oltre che alla nostra felicità, sarebbe un mondo bellissimo. Sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino
Well, I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But do you really care for music? Do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffle in composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, I needed faith and you needed blues. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you on her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I've been here before, and I've seen this room, and I walked this floor. I used to be alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a broken, it's a cold hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Alla vostra presenza. Grazie a Rosanna Trevisan, la forza dell'amore, che con la sua Michele, forza, vieni, forza dell'amore, aspetta, Antonio, Rosanna. che con la sua forza dell'amore ha organizzato tutto questo. Grazie Germaine, Michele Germaine, grazie Antonio Perrone, grazie a chi è dietro, ci riprende. Diego, vieni. Diego, grazie. Allora, grazie a Rosanna e grazie a tutti voi. Grazie, grazie, grazie. E buon Natale, e buone feste, e tanta luce, e tanta gioia. Posso dirvelo? Io veramente vi amo. Amo tutti. Amo mia figlia, amo mio nipote, amo tutti i presenti comunque. Un bacione immenso.